Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Una neonata migrante è morta per il freddo subito dopo lo sbarco a Lampedusa. Dopo la traversata dalla Tunisia, aperta un'inchiesta, mentre la madre della piccola è stata affidata al supporto psicologico della Croce Rossa. Save the Children dice: tragedia inaccettabile per un paese civile. Palermo, oltre 1000 persone in marcia sul lungomare d'Isola delle Femmine contro il racket. Dopo le intimidazioni ai lidi balneari, sindaci, istituzioni e volontari di Addio Pizzo hanno lanciato un appello agli imprenditori: denunciate. Giornata di protesta e silenzio a Niscemi, a 4 mesi dalla frana, studenti ancora senza scuola, mentre gli sfollati e i commercianti che hanno perso tutto restano senza risarcimenti. Catania, bruciano gli orti della Susanna, le fiamme spinte dal vento hanno lambito le abitazioni, alcune evacuate per precauzione, paura per i residenti. Ci siamo spaventati, dicono, il fumo era tutto dentro casa. Volontari bonificano la spiaggia della Playa di Catania, riempiti sacchi con vetro, ferro e plastica abbandonati sul litorale. Calcio, il Palermo di Inzaghi questa sera è di scena a Catanzaro per l'andata della semifinale playoff. Calcio d'inizio alle 20, ritorno al Barbera tra 3 giorni. Il Catania di Toscano debutta stasera in casa del Lecco nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Rossazzurri in emergenza, ma seguiti da 1200 tifosi alla ricerca di un risultato pesante in trasferta. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor alle 20:15. Ben trovati, è morta una volta arrivata a Lampedusa una neonata dopo una lunga traversata. Save the Children interviene sull'ennesima tragedia del mare che considera inaccettabile per un paese civile. Intanto è stata aperta un'inchiesta. Sentiamo Orazio Longo. Adesso rimane la rabbia e la pena per quella bambina di appena un mese morta subito dopo essere arrivata a Lampedusa. Dopo ore di traversata al freddo nel Mediterraneo, la piccola non ce l'ha fatta, il suo cuore si è fermato durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Non ci eravamo accorti né noi e neppure la madre che la neonata stesse così male. Siamo sconvolti, dice un migrante che si trovava in quel barchino di 7 metri in metallo, salpato da Sfax in Tunisia. 55 persone, compresa la giovane ivoriana di 20 anni con la bambina stretta al petto. La causa del decesso sarebbe l'ipotermia, ma sarà l'ispezione cadaverica disposta dalla Procura di Agrigento a confermarlo. Gli altri migranti hanno raccontato di avere pagato tra i 400 e i 600 euro a persona per affrontare il mare. Alcuni di loro riportano segni di violenza sulle braccia e sul dorso, subiti prima del viaggio. Un'inchiesta è stata aperta, intanto Save the Children parla di ennesima tragedia inaccettabile per un paese civile. Dall'inizio di quest'anno sono oltre 1200 le persone morte o disperse in mare, oltre 800 solo nel Mediterraneo centrale, e tra di loro ci sono molti bambini, più di 100 ogni anno negli ultimi 3 anni. Save the Children ribadisce con forza la necessità di aprire canali regolari e sicuri verso l'Europa e di attivare un meccanismo strutturato e coordinato di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo. Per la mamma e la sorella della neonata morta è stato attivato dalla Croce Rossa il supporto psicologico. Cambiamo pagina, sono state oltre 1000 le persone che hanno dato vita al corteo di Isola delle Femmine per dire no al racket, una risposta forte dopo le intimidazioni ai lidi balneari presi di mira dagli esattori del Pizzo. In marcia c'erano sindaci e cittadini. Marco Gullà. Oltre 1000 persone, insieme ai sindaci dei comuni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini e Torretta, hanno partecipato alla manifestazione anti-racket organizzata sul lungomare di Isola per dire no alle estorsioni, dopo che 7 stabilimenti balneari sono stati presi di mira dagli esattori del Pizzo la notte tra mercoledì e giovedì. Un no secco, una marcia per dire basta a queste richieste. Avremo una bellissima risposta, loro hanno alzato il tiro, alzeremo il tiro noi come istituzioni, ma principalmente come cittadini.
Non possiamo girarci dall'altra parte, abbiamo bisogno di sistemi di videosorveglianza. Persone per bene che dicono no, dicono non si torna indietro, si va avanti nel solco della giustizia, della legalità. Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, e la deputata di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi. Siamo tutti qui per dire che la mafia fa schifo, per dire che la società civile non si piega, che la Sicilia e i siciliani vogliono allontanare dal proprio nome quell'aggettivo mafiosi che troppo spesso li ha contraddistinti. È la prima volta, a mia memoria, che di fronte a iniziative come quelle che stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane nel territorio, c'è una reazione dei cittadini. Fino a ieri le estorsioni erano un fatto privato tra l'imprenditore che la subiva e il racket estorsivo che la faceva. Una manifestazione andata avanti per ore. I volontari di Adio Pizzo hanno anche sollecitato imprenditori e commercianti a denunciare. E protesta c'è stata anche a Niscemi per quello che viene considerato una situazione di stallo a 4 mesi dalla frana che ha cambiato il volto della città. Studenti senza scuola e nel pomeriggio gli sfollati ai commercianti che hanno perso tutto. Gerry Italia. Da una parte gli sfollati ai commercianti che chiedono risarcimenti dopo la frana di gennaio, dall'altra gli studenti rimasti senza scuola per la chiusura di 3 plessi finiti in zona rossa. A Niscemi la giornata si apre con una marcia silenziosa, le scuole chiuse non riapriranno e il futuro resta incerto. Chiediamo delle risposte concrete perché vogliamo ricordare a tutta la comunità che non ci siamo fermati, noi siamo andati avanti perché crediamo nella scuola, però la nostra normalità è chiaro non può essere questa. Il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato la realizzazione di strutture modulari temporanee già dal prossimo anno scolastico per consentire agli studenti di tornare in classe, ma tra le famiglie resta la paura di un'emergenza ancora senza una soluzione definitiva. Nel pomeriggio ancora protesta in piazza Vittorio Emanuele. Al sit-in promosso dal comitato Evento Franoso partecipano sfollati, commercianti e residenti costretti a lasciare le proprie case dopo la frana di gennaio. Cartelli, striscioni, richieste precise, non contributi ma risarcimenti. Questi poteri dati al commissario siciliano a oggi non si sono concretizzati in nulla di accelerazione negli interventi, quindi non avendo ancora avuto risposte siamo qui per avere queste risposte. A 4 mesi dalla frana intanto Niscemi continua così a vivere tra paura, rabbia e attesa, una comunità che chiede risposte immediate mentre il tempo dell'emergenza sembra non finire mai. Incidente autonomo sulla statale 120 nel territorio di Randazzo, nel catanese coinvolto un 20enne di Adrano, soccorso e trasportato in ospedale. Gli accertamenti disposti dai carabinieri hanno evidenziato la presenza di valori elevati di sostanze stupefacenti nel sangue. Per il giovane così scattata la denuncia per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta appunto all'assunzione di droga. A Catania, incendio agli orti della Susanna. Le fiamme, spinte dal vento, hanno lambito le abitazioni, creando davvero il panico. Sentiamo. Ad andare a fuoco soprattutto sterpaglie e canneti, ma l'incendio a causa del forte vento si è velocemente allargato e la paura che potesse arrivare alle case si è fatta sentire. Mi sono spaventata, infatti ho chiuso ben stretta la porta. Le fiamme com'erano? Altissime. L'incendio si è sviluppato a Catania a ridosso del viale Mario Rapisardi e di via Sabato Martelli Castaldi, in questo vasto terreno nella zona denominata Orti della Susanna, alle spalle di via Damiano Chiesa. Le fiamme hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili da diverse zone della città. E c'era proprio il fumo che era tutto dentro casa. Mi sono aiutato anche con dell'acqua, ho preso un tubo e ho cominciato a spegnere quello che c'è qua sotto, che stava bruciando tutto. Le fiamme erano abbastanza, e per fortuna che il vento andava verso il mare, perché se andava da questa parte non lo so cosa succedeva in questo appartamento, se prendevano anche altri appartamenti, perché se brucia una persiana, qualche cosa, l'incendio può anche salire, qua il fuoco va sempre a salire. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, alcune autobotti e un mezzo di supporto logistico. Non è esclusa la natura dolosa, indagini sono in corso.
Andiamo a Sant'Agata ai Libattiati, nel Catanese. Una donna di 67 anni è stata vittima di una truffa telefonica da 50.000 euro. I malviventi, fingendosi operatori di una società di pagamenti digitali e poi carabinieri, l'hanno convinta a trasferire tutti i suoi risparmi su un conto sicuro. Solo dopo il bonifico la donna ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato tutto ai veri carabinieri. Le indagini hanno portato alla denuncia di un 32enne campano per truffa aggravata. E adesso ai paradossi della mobilità sostenibile. Da ieri in vigore l'obbligo della targa per i conducenti dei monopattini, ma non tutti sembrano preparati. Tonino De Mana. Lei è uno dei pochi a Catania a circolare con il casco e la targa. Davvero complimenti. Grazie mille, è giusto mettersi in regola in tutto. Da quanto tempo si è adoperato per mettersi in regola? Già lo scorso mese. Casco e targa nel retro del monopattino. Questo ragazzo intercettato in via Etnea a Catania è quasi una rarità, almeno per quello che abbiamo riscontrato noi. A poche ore dall'introduzione dell'obbligo della targa è già caos, visto che per un motivo o per un altro in molti ne sono sprovvisti. Si sfreccia anche in due a bordo sui marciapiedi e per la maggior parte dei casi senza casco e naturalmente senza targa. Qualcuno aspetta di ricevere il contrassegno e mostra comunque di essere in regola, esibendo tramite il telefonino la richiesta alla motorizzazione ed il relativo pagamento avvenuto. Ha un'autorizzazione fatta alla motorizzazione, giusto? Sì, ok. Quanto ha pagato? Guarda, 35. Ed eccola la targa, 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica. La notiamo proprio nel piantone dello sterzo, in un mezzo utilizzato proprio dalla Polizia Municipale di Catania. Di norma la targa dovrebbe essere applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore, ma l'assenza di un adeguato spazio, alias portatarga, rispetto alla grandezza dell'adesivo ha sollevato dubbi e polemiche. Ancor peggio, in molti avrebbero segnalato che la stessa targa si potesse staccare a contatto con l'acqua e quindi con la pioggia. Noi poniamo un quesito. Recentemente abbiamo mostrato il conducente di un monopattino che sfrecciava a 65 km/h sulla circonvolazione. Se lo dovesse rifare, nonostante l'obbligo della targa, eviterebbe comunque una multa, perché, semplice, il contrassegno nello sterzo non è ovviamente visibile. Sdritta invece a luglio l'obbligo della copertura assicurativa. E adesso ci fermiamo, torniamo tra poco, ma resteremo a Catania per mostrarvi la maxi bonifica dei volontari alla playa. A tra poco. Siamo tornati in studio. Esercito dei volontari ha bonificato la spiaggia della playa, riempiti 60 sacchetti di spazzatura. Ancora una volta l'habitat deturpato da vetro, ferro e plastica. Il servizio di Tonino De Mana. Abbiamo trovato di tutto, quindi plastica, vetro, metalli, ma il mare è carico di tutti questi rifiuti che vengono appunto spiaggiati. L'imprenditore Ignazio Ragusa, presidente regionale del sindacato italiano balneari, non usa giri di parole. È sconsolato, ma al tempo stesso non si dà per vinto e vuole lanciare un segnale forte, perché il mare della playa va preservato e difeso, e per difenderlo serve la collaborazione di tutti. Una vasta operazione di pulizia straordinaria è stata effettuata nell'ambito del progetto Playa di Catania 2026, spiaggia e mare puliti, insieme si può, e ha visto la partecipazione di decine di studenti e volontari. L'iniziativa è stata promossa dal Kivanis Catania Est con la collaborazione di Lega Navale, Club Alpino Italiano e l'adesione di diverse associazioni del territorio. Riempiti oltre 60 sacchi di spazzatura, prevalentemente vetro, plastica e ferraglia. Non tutti rispettano l'ambiente, la spiaggia è libera, la spiaggia sembra che non appartenga a nessuno, così come a volte capita in montagna. Questi decine di sacchi si trova di tutto, ma quello che fa più male al mare è la plastica. Assolutamente sì, ma abbiamo trovato, ahimè, purtroppo anche pannolini. E io mi rivolgo a tutte le mamme catanesi, papà catanesi, insomma è un gesto di assoluta inciviltà. Il WWF si è invece occupato della pulizia di un tratto dei fondali marini alla Scogliera. Nuova campagna di scavi archeologici in antica Acragas ad Agrigento, archeologia appunto in fermento nell'area residenziale a nord della collina dei Templi. Davide Sardo.
E caccia ai tesori nascosti dell'antica Akragas. Nella Valle dei Templi tornano gli scavi archeologici e l'obiettivo è ambizioso: riportare alla luce nuove tracce della città greca sepolta da oltre 2000 anni di storia. Il parco archeologico investe 350.000 euro per una nuova campagna di ricerca nell'area residenziale a nord della collina dei Templi. Le pagine di storia che ci permette di raccontare questo quartiere sono veramente di grandissimo interesse, di grandissima importanza per cercare di ragionare su un quadro d'insieme di una città che è stata una delle città più importanti del mondo antico. Un'area che in passato ha già portato alla luce reperti straordinari e che oggi potrebbe aprire nuove prospettive di studio a livello internazionale. Gli archeologi puntano a ricostruire la vita quotidiana dell'antica Akragas e i drammatici momenti della distruzione del 406 a.C. per mano dei cartaginesi. Ha stupito da subito. 3 anni fa, all'ultima giornata di scavo, abbiamo trovato un deposito votivo che ci ha regalato una quantità innumerevole di statuette votive, appunto, e questa è la testimonianza che la città di Akragas era una grande città. Gli scavi saranno anche un'occasione di archeologia pubblica con il coinvolgimento diretto dei visitatori sempre più numerosi nella Valle dei Templi. E resta vivo il grande sogno: trovare finalmente il teatro dell'antica Akragas, che secondo gli studiosi potrebbe sorgere nell'area vicino alla chiesa di San Nicola. E adesso un'altra pausa, torniamo tra poco con il calcio. Oggi partono le avventure per i play-off in Serie B e in Serie C, rispettivamente per Palermo e Catania. Tra poco. E siamo al calcio. Palermo in campo questa sera a Catanzaro per l'andata della semifinale playoff. Bani e Palumbo verso il forfait, ma Pippo Inzaghi non è preoccupato, dice andremo per vincere. Sentiamo. Vincere e chiudere i giochi, il Palermo vuole portarsi avanti già questa sera a Catanzaro nell'andata della semifinale playoff. Vorrà ottenere il massimo per alleggerire la pressione in vista del ritorno fra 3 giorni al Barbera. Io sono convinto che faremo dei grandi playoff. Poi sappiamo che ci sono anche gli avversari, ma sappiamo di essere molto forti, per cui sappiamo che gli altri ci temono e questo deve fare la differenza in questo tipo di partite. In dubbio Bani e Palumbo, entrambi rischiano di non esserci, anche perché Inzaghi non vuole compromettere il loro recupero. Ci sarà bisogno di tutti, dice il tecnico rosanero, che vuole iniziare i playoff sgommando. Al di là della loro bravura, della nostra bravura, delle nostre i loro pregi, i nostri difetti, i nostri pregi, i loro difetti, noi abbiamo fatto 13 punti più in campionato, abbiamo dimostrato di essere più forti e dobbiamo andare a Catanzaro a vincere senza fare calcoli. Abbiamo grande rispetto, sono una squadra forte, ma noi pensiamo di essere più forti, la classifica dice questo. Il Palermo dovrebbe scendere in campo così: Joronen tra i pali, poi difesa a 3 con Pierozzi, Peda e Ceccaroni. Rui Modesto e Augello agiranno sulle corsie esterne di centrocampo, Segre e Ranocchia in mezzo. Giasiel e Duaron sulla 3/4 alle spalle di Poyampalo. Catanzaro in avanti con Liberale e Iemmelo ad affiancare Pittarello. Fischio d'inizio alle 20, arbitra Feliciani della sezione di Teramo. E adesso il Catania che debutta questa sera nel secondo turno nazionale dei play-off. I rossazzurri sono di scena a Lecco per la gara d'andata con 1200 tifosi al seguito. Sentiamo. È il giorno di Lecco Catania, questa sera alle 20:45 a Rigamonti l'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Entrano in scena i rossazzurri, sui quali ci sono grandi aspettative, che hanno preparato la sfida in Lombardia scegliendo di arrivare con un giorno d'anticipo per curare ogni dettaglio. La rifinitura in Brianza e il ritiro pre-partita per cercare la massima concentrazione e non lasciare nulla al caso. Mimmo Toscano dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, fuori Corbari, Di Noi e Lunetta, recuperato Casasola, che però dovrebbe partire dalla panchina. La formazione più probabile vede Quaini e Di Tacchio in cabina di regia con Brunzanini e Ciccerelli alle spalle di Forte. Possibile anche la carta Jimenez, utilizzabile sia a centrocampo che sulla 3/4. Al seguito del Catania anche 1200 tifosi, settore ospiti sold out in meno di 2 ore e grande entusiasmo attorno alla formazione rossa-azzurra. Nei playoff conta soprattutto la testa, ha ribadito Toscano alla vigilia, e stasera il Catania cerca un risultato pesante per indirizzare subito la qualificazione davanti a uno stadio pronto a spingere il Lecco.
E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. È davvero tutto, vi lascio alla rassegna stampa curata oggi da Emanuela Corsi e vi aspetto alle 14 per la nuova edizione del nostro telegiornale.